Siamo in compagnia di Arnaldo Ucella, responsabile del partito Valore Umano, Regione Veneto. Chi è Arnaldo Ucella e cosa l'ha spinta ad assumere questo incarico nel partito? Sono un professionista in primis, sono un ingegnere, ho 43 anni, vivo a Chioggia da 25 anni e la voglia di mettersi in gioco, specialmente in questa tornata elettorale difficile, con una legge particolare che esclude i piccoli partiti. Ovunque andiamo troviamo il consenso delle persone e questo per diritto ci dà la possibilità di partecipare alla tornata elettorale. Noi più degli altri possiamo dire che ci meritiamo la partecipazione alla campagna elettorale. I big non l'hanno fatto, non hanno raccolto le firme, quindi per noi è un grandissimo risultato, segno che le persone, i cittadini hanno voglia di cambiare. Cosa sono, cosa faccio? Mi occupo di bioingegneria e in questa parte del partito mi occupo di tutta quella tecnologia, sviluppo delle tecnologie, innovazione, sviluppo e sostenibilità per quanto concerne tutta una serie di progetti che possiamo portare concretamente allo sviluppo per lo Stato italiano. Quindi veramente vi chiedo di fare una riflessione, mi rivolgo a quel 40% che non vota da anni. Venite a votare, esprimete un voto, un giudizio. C'è possibilità di cambiare, noi abbiamo gli strumenti, abbiamo le competenze, forse non siamo ancora dei politici eccellenti, ma impariamo anche quello in fretta. Quindi vi incoraggio a venire a votare e vi aspettiamo il 4 marzo. Grazie, buonasera.